Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro Mario Veneziano. Oggi, guardando un po' i talk show sul tubo italiani, come al solito, si vince una cacciara, no? Si vince una cacciara, tutti hanno in tasca la soluzione, tutti hanno sicuramente qualcosa da dire. Quelli che fino a qualche mese fa dicevano che purtroppo c'era lo sterminio del Covid, adesso il Covid se lo sono dimenticati, è andato nel cassetto, non rende più e iniziano la cacciara di questa guerra. mm? Quindi è finita la prima emergenza, no? Che è durata 2 anni, il Green Pass è ancora in giro a demolire l'economia italiana, il gas salirà alle stelle, la disoccupazione salirà alle stelle, ci saranno milioni di persone senza lavoro e intanto fanno la cacciara alla TV parlando come esperti militari. Erano esperti di biologia per 2 anni, anche se non capivano nulla, e adesso sono diventati tutti esperti, questi presentatori di militari. Ed è triste vedere che hanno anche un seguito, no? La situazione, però, secondo me, non è ben chiara. Forse nessuno gli ha spiegato che hanno un corpo eterico e che esiste un karma e anche una reincarnazione. Quindi questi signori che tutti i santi giorni, pagati profumatamente, mentre un operaio guadagna 1200 euro in fabbrica, questi arrivano a 200, 300, 400 mila euro all'anno, continuano a fare cacciare e dare disinformazione perché il regime gli ha detto di fare così. La situazione, cari amici, è molto difficile, tragica eppure anche seria. La gente non si è resa conto che siamo seduti su una pentola a pressione. Se io fossi uno di questi presentatori con i soldi che hanno da parte, sicuramente andrei a vivere in Nuova Zelanda, se fossi uno di questi presentatori con il loro karma. Almeno gli ultimi anni della loro vita sicuramente potrebbero viverli decentemente perché quando rinasceranno sicuramente saranno ospiti del paradiso brissato. Però per quelle persone che invece hanno un buon karma e purtroppo saranno schiacciati dagli avvenimenti che sono nati praticamente dal 2020 e finiranno nel 2029. Tutte queste persone il Marietto gli consiglia di attivarsi per proteggersi a livello eterico con dei sigilli, ad esempio il sigillo 6 di Marte è ottimo per queste condizioni, per il ciondolo chiaramente, per chi non ce l'ha ancora, e chiaramente cercare delle soluzioni abitative distanti dal nord Italia. L'ideale sarebbe il sud Italia, dove sicuramente in futuro sarà più difficile per gli invasori arrivare. Quindi case, se dovete andare a abitare, prendete le case lontano dai ponti, dalle strade, perché quello che sta succedendo in Ucraina oggi, no? Sicuramente nei prossimi anni, nei prossimi tempi succederà anche nel resto d'Europa. Quindi, cari amici, anche se vedete in questi talk show che fanno vedere alcuni militari russi che disertano, ed è vero, che autosabotano o magari caricano di meno di benzina e carri armati, è vero, dovete pensare che il nocciolo duro che sostiene il signor Putin è immenso ed è fortissimo, è praticamente una reminiscenza del vecchio KGB che non ha mai abbandonato l'idea di invadere l'Europa. È sempre stato nel cassetto, come ha fatto con la Cecoslovacchia, con la Polonia, con la Romania e quant'altro, e con l'Ucraina, e la Bielorussia, e la Lituania, e la Moldavia, e la Georgia, e aveva degli influssi fino alla Jugoslavia. Quindi questo pensiero forte che questo nocciolo duro ha sempre avuto e avrà è appunto di conquistarsi l'Europa. Io ho visto che ce la farà quando avevo 15 anni, quando mi hanno portato nel futuro, ho visto che ce la farà, quindi non è che abbiamo tante opzioni. L'unica opzione è di essere chiari, di pensare di non saltare sul carro dei vincitori quando arriveranno, perché i russi non fanno prigionieri,
e di cercare di costruirsi una barriera energetica con i vari sigilli salomonici. Poi chiaramente quando arriveranno poi il karma farà la differenza. Quei signori che vanno nel talk show a fare i presentatori e fino a una settimana fa erano biologi, no? Spiegavano al mondo intero come bisognava stare lontano dai virus, no? E che ci voleva per forza il Green Pass. Oggi sono già diventati esperti di militari, stanno spiegando al mondo intero come dirigere le armate. Questi personaggi di basso profilo un giorno purtroppo avranno una brutta sorpresa quando andranno dall'altra parte. Invece per quelle persone che seguono il Marietto già da magari 7-8 anni, questa piccola immagine, voi vi prendete la mano destra e guardate la vostra linea della vita. Per i prossimi tempi, se magari voi siete 50 anni e avete la vita lunga, state tranquilli che non vi succederà sicuramente un granché. Se poi avete anche le protezioni ai sigilli, questo è ancora meglio. Grazie cari amici e alla prossima.